Amici sportivi, appassionati di calcio, il triplice fischio delle partite della domenica ha suonato poco più di 24 ore fa, quindi abbiamo ancora tutti negli occhi e nel nostro immaginario le emozioni, i ricordi, le sorprese, le conferme di questa domenica di campionato, dei vari campionati dilettantistici che è sicuramente occasione per spunti e riflessioni interessanti. Lo faremo in compagnia di nostri due graditissimi ospiti, Jari Bortignon, portiere del Calcio Schio. Buonasera Jari. Buonasera Alex, grazie dell'invito. E Giulio Bizzotto, attaccante del Calcio San Giorgio in Bosco. Buonasera Giulio. Buonasera Alex, grazie dell'invito. Con loro apriremo una parentesi importante sul campionato di eccellenza, però iniziamo dalla Serie D, vediamo i risultati del turno di questa domenica, o meglio di un turno che si è spalmato su 2 giorni, sabato e domenica. Nell'anticipo il Cartigliano ha pareggiato in trasferta a Mestre 1-1 dopo essere passato in vantaggio. Invece nella giornata di ieri occhi puntati sul big match Luparense-Adriese, che è finito a reti inviolate, anche se la Luparense può recriminare per 2 pali e un gol regolare annullato ai giocatori di mister Nicola Zanini. Il Trento si conferma in grande spolvero, vince 2-1 contro il Delta Porto Tolle e balza in vetta alla classifica. Passo falso dell'Arzignano, è il secondo KO consecutivo da inizio stagione, che perde 1-0 in casa contro l'Este. Allora, prima di andare poi a commentare non solo il campionato di Serie D, avremo domani sera ospite Andrea Maniero per un focus sul massimo campionato dilettantistico. Prima di coinvolgere i nostri ospiti, dicevo, chiedo alla regia di mandare in onda i 2 contributi, i gol, gli highlights di Mestre Cartigliano e poi l'intervista all'allenatore della Luparense Nicola Zanini, che commenta lo 0-0 contro l'Adriese. Una partita molto dura, sono molto contento per quello che hanno fatto i ragazzi, perché siamo entrati in clima campionato, erano 7 mesi che non giocavano, quindi la difficoltà era proprio quella. Abbiamo trovato una squadra ostica, come sapevamo benissimo, e i ragazzi ci hanno messo di tutto. Abbiamo avuto 4-5 occasioni nitide, 2 pali, un rigore che mi dicono c'era, però non è quello il problema. La squadra ha sofferto quando c'era da soffrire, ha creato, abbiamo subito 0 gol e abbiamo creato qualche occasione, quindi la nota positiva è sicuramente il fatto di aver subito gol e di aver creato delle situazioni pericolose. Sarà il campionato, stiamo vedendo i risultati, sono veramente particolari ogni domenica, ogni mercoledì. Adesso dobbiamo chiudere subito il discorso Adriese, perché fra 3 giorni si gioca di nuovo a Cartigliano, quindi
La bravura in questo momento è proprio quella di staccare la spina e di riattaccarla nel momento giusto, perché giocare ogni 3 giorni per chi non è abituato non è così semplice. Rientriamo in studio, abbiamo visto, come vi dicevo, gli highlights di Mestre Cartigliano, l'intervista a fine partita di mister Nicola Zanini. Prima di entrare nel mondo del campionato di eccellenza, casa vostra praticamente, tutte e due avete giocato a Cartigliano, avete vestito la maglia biancazzurra, quindi vi chiedo un piccolo commento su questo avvio di stagione del Cartigliano, Serie D che rigiocherà mercoledì nel turno infrasettimanale e ci sarà proprio al fair play Cartigliano contro Luparense. Iari. Ma Cartigliano fa sempre la sua squadra per salvarsi, ha cambiato tanto quest'anno, quindi bisogna dare un po' di tempo per ingranare, però già fare 2 pareggi così con 2 buone squadre come Montebelluna e Mestre è già un punto di partenza positivo. Mercoledì c'hanno un bel test in casa, tra l'altro, quindi da là si vede di che pasta sono fatti. Comunque penso che non ci siano problemi quest'anno, quindi come dicevo prima loro fanno sempre il suo campionato, quindi paure non ce ne sono. Scaramanzia a parte, Giulio, anche tu sei d'accordo con l'analisi di Iari? Assolutamente, anche perché io ho molta fiducia in quello che è lo zoccolo duro del Cartigliano, i 4-5 giocatori che sono lì da qualche anno, che secondo me hanno una qualità importante. Io da subito, quando sono andato a Cartigliano, il primo allenamento mi sono rivolto ai ragazzi e ho detto: guardate che voi siete forti. E mi ricordo che tanti mi guardavano come per dire: sì, ma tu non hai presente il campionato di Serie D, però quell'annata lì siamo salvati l'ultima giornata, l'annata dopo con quasi gli stessi giocatori, insomma l'anno scorso. Il Cartigliano ha fatto un anno importante, esatto, sicuramente. Allora andiamo a vedere un attimino i risultati del campionato di eccellenza, girone A, quindi iniziamo a parlare e coinvolgere i nostri ospiti sulle loro rispettive squadre. Risultati anche qua, qualcuno facilmente prevedibile, altri un pochino più rocamboleschi. Il Bassano vince 2-0 contro il Villafranca, il San Giorgio in Bosco del nostro Giulio perde 5-2 contro il Borgoricco, lo Schio riesce a ribaltare il risultato, portare a casa 3 punti importanti vincendo 2-1 contro l'Abano, e poi grande conferma dello stato di salute del Montecchio Maggiore che con un rotondo 5-1 si sbarazza della pratica San Martino Speme. Giulio, iniziamo a commentare questo 5-2 del tuo San Giorgio in Bosco contro il Borgoricco che ha fatto 11 gol in 2 partite, quindi insomma di certo è una squadra in salute. Tu ieri non hai giocato ma hai comunque visto la partita, cosa non ha funzionato? Ma sembrano, diciamo, frasi fatte, però la verità è che è un po' bugiardo come risultato, nel senso che per quello che si è visto in campo secondo me è altamente bugiardo, però penso sia una lezione che ci deve far bene, perché alla fine è venuta fuori, diciamo, la loro personalità, si è sentita un po' la differenza, chiamiamola, di esperienza di questo campionato tra noi e loro, e a un certo punto siamo, diciamo, mentalmente abbiamo avuto quei 10 minuti di pausa e ci hanno fatto 3 gol, però se uno va a vedere il risultato chiaramente è 5-2, quindi è giusto prenderlo per quello che è. Sicuramente io credo che non abbia funzionato questo, magari una risposta, una reazione a un certo punto, quando siamo andati sotto 2-1, un momento magari in cui una squadra deve dire ci compattiamo 1 minuto, 2 minuti, prendiamo un bel respiro e ripartiamo. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta, però la prestazione nel complesso, a parte quei minuti di blackout, secondo me è positiva, più positiva forse addirittura di quella di domenica scorsa, dove abbiamo pareggiato 1-1 con l'Albignasio. Parleremo dopo del tuo rientro in campo, del lavoro che sta facendo mister Grandini. Iari invece il tuo Schio capolista, 2 vittorie su 2, ieri insomma partita non facile. Achim Calgaro in settimana ha detto serviranno 3-4 domeniche per vedere il vero Schio in campo. La pensi anche tu così? Ma sì, la penso così, ma già ieri abbiamo visto un altro Schio rispetto alle partite di Coppa e alla prima giornata di domenica scorsa. Ti dico, ieri è stata una partita sicuramente non facile. Nella prima mezz'ora abbiamo creato 6 palle gol, tra cui siamo stati tanto sfortunati.
dove abbiamo preso una traversa. Il mister ci aveva chiesto di chiuderla nella prima mezz'ora, non è stato, anzi dopo le palle gol sono venuti su una volta e ci hanno fatto pure gol, quindi il primo tempo si è concluso sotto. Nell'intervallo abbiamo parlato, ci siamo guardati un attimo in faccia e nei primi 10 minuti dovevamo far gol, abbiamo trovato un rigore e poi subito dopo 5 minuti abbiamo trovato il 2-1. Comunque sì, era una partita da vincere con un buon scarto. Se finiva 3-4-0 non c'era niente da dire il primo tempo. Intanto ringraziamo dalla regia Fabio Verini che ci mostra i gol e le azioni salienti dell'incontro. Ti aspettavi comunque 6 punti in 2 partite? Schio era una matricola insomma, per questo campionato. Quest'anno, dopo una quindicina d'anni, ritrovava l'eccellenza. Le altre corrono perché abbiamo visto che il Bassano non cede terreno. Mettere 6 punti in cascina in questo momento della stagione, quanto è importante? 6 punti nelle prime 2 giornate penso che è tanta roba. Me li aspettavo sicuramente, però adesso inizia il bello. Abbiamo mercoledì il Bassano in Coppa, dove è una partita a sé, nel senso che noi praticamente abbiamo un'unica speranza, la vittoria, per provare a arrivare come miglior seconda. Poi andiamo a Villafranca che arriva da 2 sconfitte e lì su quel campo lì anche gli anni scorsi è sempre stata una battaglia. Poi abbiamo il San Martino Spemme in casa e poi abbiamo due guerre, 2 scontri diretti con Montecchio e Bassano. Quindi adesso iniziano le partite vere. Mesi di ottobre, mese di ottobre è novembre devastante sono... anche perché c'hai 2 turni sia infrasettimanale sia la domenica, quindi è devastante. Giulio, abbiamo parlato di tempistiche, torniamo a parlare di te, del San Giorgio in Bosco. Intanto dici quando rientri in campo. Ma io spero già questa settimana di riuscire a rientrare in gruppo. Ho avuto diciamo, un problema che non poteva più essere portato avanti, ho dovuto fare una piccola operazione che diciamo, i tempi di recupero potevano variare da un paio di settimane a un mesetto così. E quindi adesso ricomincerò, sicuramente non potrà essere da subito al 100%, però spero magari non questa settimana, la settimana prossima di essere a disposizione per poter dare anche se per breve tempo un po' di contributo. Magari anche a partita in corso, la tua esplosività, la tua tecnica sicuramente possono essere una freccia importante per l'arco del San Giorgio in Bosco, per mister Grandini che insomma è un neofita del campionato di eccellenza, però ha già dimostrato insomma, di saperci fare, ha già convinto un pochino tutti nell'ambiente rosso-verde. Tu come ti trovi col mister? Ma devo dire sinceramente mi trovo bene, anche ieri parlando con un mio compagno che era fuori per infortunio, diceva io quando parlo col mister ho la sensazione di una grande serenità, quando un mister dà serenità secondo me è anche sinonimo di fiducia, e un giocatore che ha fiducia rende il doppio, o meglio rende il massimo di quello che sono le sue possibilità. E al di là di quello che è come persona, anche a livello proprio manageriale, come allenatore, sinceramente ho visto delle belle cose e penso che chiunque sia venuto a vedere San Giorgio in Bosco, anche ieri, che il risultato dice quello che dice, non possa dire che il San Giorgio in Bosco non faccia la sua figura a livello calcistico, anzi è una squadra divertente, che crea, che in alcuni momenti soffre, però diciamo che è il risultato di quello che crea, perché sicuramente porti un giocatore in più in avanti, ne hai uno in meno in difesa, però la sensazione è che ci si possa divertire, quello sì. Iari, hai fatto prima accenno al prossimo turno di campionato contro il Villafranca, squadra che arriva dalla Serie D, squadra che un pochino tutti davano fra le grandi favorite insomma, del campionato, invece è ancora ferma al palo, avrà il dente avvelenato. Tu sei un portiere di grande esperienza, hai giocato partite così importanti, quale sarà secondo te la chiave per fare i punti contro il Villafranca domenica prossima? Ma sicuramente dobbiamo giocare un po' più bassi rispetto a ieri, però dobbiamo continuare con il nostro gioco che stiamo lavorando in settimana. Sì, come ti dicevo prima, lì è un campo ostico con giocatori che hanno fatto la Serie D l'anno scorso, giocatori che sono là da tanti anni, che si conoscono, quindi sicuramente non ci regalano niente.
poi ti dico, noi dobbiamo giocare le nostre carte, davanti possiamo far male, e quindi niente, dobbiamo fare... Non importa, ci sei tu, Sì. quindi insomma... No. Ho una gran difesa. Assolutamente, assolutamente, il muro giallo-rosso Con Zanella, Rosina. Caspita, è uno Bravi sicuramente dei più forti sulla carta del campionato, gran lavoro del direttore sportivo Ennio Della Fina, del mister e insomma dello staff dello Schio. Chiedo un pochino a tutti e due quale secondo voi potrebbe essere la rivelazione di questo campionato. È ancora presto, abbiamo giocato solo poche partite, però per quel poco che si è visto, magari Giulio, iniziamo da te, chi può essere la squadra sorpresa del campionato? Ma io sinceramente lo dico, io sono di parte, però credo che la mia società, la mia squadra possa togliersi delle grosse soddisfazioni. Ora dire sicuramente arrivare tra le prime tre è difficile, è complicato perché ci sono squadre belle attrezzate, però se l'obiettivo è quello di far bene quest'anno, per me nelle prime 6 posizioni ci possiamo posizionare per le squadre che ho visto finora, perlomeno anche il Borgorico è una buona società, una buona squadra, con dei buoni singoli, però ripeto, se noi mettiamo in campo un po' più di personalità, cosa non semplice, però se riusciamo a metterla in campo, per me la differenza tra noi e loro di ieri non c'è. Quindi Iari? Lo sai anche tu, Alex, ormai il campionato di eccellenza è un po' diverso dagli altri campionati. Lo può vincere chiunque, nel senso che non è come, ti faccio un esempio, la Luparense l'anno dell'eccellenza che aveva una squadra da spaccare il campionato. Qui c'è il Bassano, Vigasio, Castelbaldo, noi, cioè lo può vincere chiunque in eccellenza, quindi guarda, non saprei darti un pronostico. Me lo scrivi dopo in busta Te lo chiusa, scrivo dopo. me lo scrivi dopo in busta Anche chiusa. perché non vorrei gufarmi, quindi. E a fine stagione scopriamo se ci avevi azzeccato nel pronostico. Andiamo a chiudere questa nostra puntata speciale, puntata extra large del lunedì, dove andiamo un pochino a fare le pulce ai risultati della domenica, introducendo la schermata con i risultati del campionato di promozione Girone B. Anche qui conferme e sorprese poche, però Rosama Rosticense 0-0, l'Eurocalcio capolista va a vincere in trasferta 4-1 contro il Trissino, il Sarcedo, rivelazione insomma di questo inizio di stagione, vince anche lui lontano dalle mura amiche 3-2 contro il Valbrenta, Monteviale sorprendente 3-1 contro il Riverel e l'Unione La Rocca Altavilla che liquida con un comodo 3-1 il Marola. Iari, tu conosci bene l'Eurocalcio, è una società che appunto conosci, insomma, l'ambiente, lo staff e quant'altro. Ti chiedo velocissimamente se ti aspettavi per una matricola, anche qui, anche se reduce da 2 campionati vinti e quant'altro, ma una matricola in promozione, un avvio così importante, così convincente soprattutto. Beh, sicuramente hanno fatto una squadra competitiva come tutti gli anni, hanno preso un mister preparato e quindi non avevo dubbi di una partenza così. Hanno giocatori di categoria superiori, che secondo me amalgamati assieme possono fare la differenza, quindi secondo me sono una delle papabili per il campionato. Approfondiremo mercoledì il discorso sul campionato di promozione avendo proprio qui ospite l'allenatore dell'Eurocalcio, mister Marco Fabian. Siamo in chiusura, abbiamo veramente ancora pochi secondi a disposizione. Giulio, quali sono i tuoi obiettivi personali? Abbiamo parlato di quelli di squadra, hai identificato il San Giorgio in Bosco come una delle possibili, probabili, insomma, sorprese del campionato, ma i tuoi obiettivi personali in 20 secondi? Ma a livello numerico di gol non me li pongo, perché io credo che quando ho la possibilità di giocare, riesco a giocare con continuità, alcuni risultati tendono ad arrivare, quindi il mio obiettivo è numerico in quanto a presenze. Spero di riuscire a fare un campionato dove riesco da ora in avanti a fare moltissime presenze, tutte possibilmente.
E questo è l'augurio che ti facciamo tutti noi. Io ringrazio i nostri due ospiti, Jari Bortignone e Giulio Bizzotto, per essere stati in nostra compagnia, averci accompagnato in questo approfondimento sulla domenica calcistica. L'appuntamento con tutti voi oramai lo sapete, dal lunedì al sabato alle ore 20, sempre qui su Rete Veneta. Grazie e buona serata.